ieri abbiamo avuto un confronto con la prevenzione con la dottoressa Russo, che ha cercato di capire bene questa cosa, si è messa anche in contatto, quindi penso che nei prossimi giorni abbiamo coinvolto le altre regioni, perché insomma se non ci sembra insomma un dato corretto questo, insomma, che appunto una persona che si sia negativizzata e poi invece per un altro evento eccetera questa persona muore, venga conteggiata. Oggi però è quanto l'Istituto Superiore di Sanità chiede e quindi stiamo seguendo le stesse istruzioni. Però è in corso un approfondimento tra regioni, quindi tra le prevenzioni delle regioni con l'Istituto Superiore di Sanità, per chiarire questa partita. L'assessore regionale alla sanità ha spiegato le modalità di conteggio dei decessi per Covid all'indomani dell'introduzione delle 11 vittime registrate nel bollettino della regione, quasi tutte anziane morte sul territorio, non in ospedale negli ultimi giorni ma conteggiate successivamente. Questo perché su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid, anche se nel frattempo si sono negativizzati. Su questo, dice Lanzarin, si sta cercando di fare chiarezza. C'è oggi un'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che vanno conteggiati anche quelli che si sono negativizzati ma poi appunto hanno un evento che porta alla mortalità diverso, perché sono riconducibili a quello che è stato appunto in precedenza e quant'altro. Siccome questa cosa non ci sembra corretta da un punto di vista, se vogliamo effettivamente ben focalizzare appunto e distinguere appunto le morti da coronavirus oppure correlate a coronavirus, a quella che poteva essere appunto l'ipotesi che tu facevi, c'è in discussione appunto un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e con le altre regioni per chiarire una volta per tutte questa partita e poi dare anche a voi le indicazioni corrette.